Corsa di chiusura dall'Arcoveggio, un miglio che vede al via 11 concorrenti: Bob Logan, Bellium Debuti, Beautiful Trio, Bonnie Expritz, Belba Baggins, Bandito Ben in prima fila, Briscola Matley, Beethoven Griff, Barney Lenny, Birbaral, Don Saxo in seconda. Pronostico che vede Bandito Ben favorito in chiusura numero 6, Francesco Tufano, macchina che accelera, partiti in questo istante, l'errore però di Bandito Ben. Numero 6, Bandito Ben squalificato. Don Saxo dalla seconda fila, al comando ci va Bellium the Beauty, all'esterno si presenta subito Bonnie Expritz che va all'attacco, è seguito da Don Saxo, primi 200 in 15. Si sta avvantaggiando Bonnie Expritz contro Bellium the Beauty, all'esterno c'è Don Saxo incombente, poi alla corda Bob Logan che precede Briscola Matley. Se ne va un quarto iniziale in 34, all'esterno Don Saxo è a lato di Bellium the Beauty, poi Bob Logan al largo del quale agisce Beautiful Trio, poi ancora lungo la corda Briscola Matley, via via tutti gli altri. 600 iniziali in 45,7. Bonnie Expritz conduce nei confronti di Bellium the Beauty, all'esterno Don Saxo si impegna in costruzione, poi Beautiful Trio, terza ruota invece per Barney Lenny che progredisce e cerca di andare in schiena direttamente a Don Saxo. Intanto se ne sono andati i primi 800 metri in 1 minuto e 4 decimi. Chilometro in 1.15,8, insiste Don Saxo su Bonnie Expritz e sembra in grado di passare già a 550 dal palo, liquidato Bonnie Expritz da Don Saxo che ora deve vedersela con Bellium the Beauty e con Barney Lenny. 400 alla conclusione, Don Saxo in vantaggio, cerca di allungare, cala Barney Lenny, seconda posizione per Bellium the Beauty, poi Beautiful Trio, ancora Beethoven Griff e quindi Briscola Matley, retta d'arrivo con Don Saxo in vantaggio. Don Saxo viene aggredito nel finale all'interno da Beautiful Trio e al largo da Bellium the Beauty, ma è Beautiful Trio che passa e vince, mentre per il secondo sono in lotta Don Saxo e Bellium the Beauty. 1.14,9 vittoria per Beautiful Trio, Marco Stefani che raddoppia in giornata. Bel primo piano in open stretch per Beautiful Trio. Rivediamo le battute conclusive. La lotta per il secondo invece vede forse ancora Don Saxo su... no, forse scusate, Bellium the Beauty su Don Saxo, ma sono molto vicini i due, quindi probabile fotografia. La vittoria invece per Marco Stefani e Beautiful Trio, Francesco Alessandrini al training per la scuderia Trio al raddoppio. Ricordiamo il prossimo appuntamento con l'Arcoveggio è giovedì prossimo.